Si sente? Sì. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento della rassegna autunnale Giubileo sullo Statuto Giusardarese, un'iniziativa evoluta e organizzata dalla Consulta Cultura Lingua Sarda del Comune di Sardara. Tanto io mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Marco Melis e faccio parte della Consulta a Cultura Lingua Sarda del Comune di Sardara. Scusate anche la voce perché purtroppo. Stasera in questo incontro, in collaborazione con la cooperativa Villambas e la Forocco di Sardara, presentiamo il libro Manifesto delle comunità di Sardegna. Per un'economia felice e ricca di futuro. Si tratta di un libro scritto e pubblicato nel 2000, nella sua prima edizione, e che è stato scritto da Eliseo Spiga, Francesco Masala e Placido Chirchi. Anche se la paternità, dobbiamo dire, l'informazione, la paternità dell'opera va attribuita a Eliseo Spiga. Eliseo Spiga, molti di voi lo conosceranno, è scomparso qualche anno fa, è sicuramente uno degli intellettuali, degli studiosi più importanti nel panorama culturale della Sardegna. Possiamo dire anche che lui era molto impegnato politicamente, uno studioso di cose e questioni della Sardegna, un uomo molto spesso anche discusso e insomma scomodo, possiamo dire così, e in questo suo lavoro, diciamo, c'è tutto il suo pensiero, ci sono i suoi principi morali, c'è la sua idea, e qui lui descrive in questo libro, diciamo, la realtà della società sarda, con tutti i suoi mali, le sue problematiche, e l'essenza del libro è proprio quella di costruire una proposta di costruire un nuovo, diciamo, modello culturale che è basato soprattutto sui valori fondanti della nostra storia, della nostra identità, e che possa in qualche modo contribuire a gettare le basi per un futuro migliore, per le future generazioni, tutto un po'. Ma non mi dilungo più di tanto perché vorrei presentarvi gli ospiti e relatori di stasera. Inizierei da Paolo Pisu, che è amministratore comunale, con delega al bilinguismo, alla lingua sarda, e Valentina Viali, che è presidente della Forocco e componente pure lei della Consulta. Dimenticavo Paolo, il presidente della Consulta Cultura e Lingua Sarda, Giuseppe Garau, che è il presidente della cooperativa Villambas, Roberto Spallo, che è il curatore del libro e anche portavoce del Movimento per la Decrescita Felice di Sardegna dal 2008. Era previsto anche un intervento dell'assessore all'ambiente del Comune di Sardegna, Andrea Caddeo, però non è ancora qui, magari ci raggiungerà in seguito. Una volta finiti poi gli interventi, apriremo il dibattito anche al pubblico e con delle domande e possiamo iniziare, magari passando il microfono a Paolo, che ci darà anche i saluti. Prego. Grazie Marco. A me come delegato sul bilinguismo mi spetta dopo essere sardo. Benvenuti a todos. Benvenuti come consulte, come amministrazione comunale. Ho potuto essere lo sindaco e delle sue amministrazioni che agradece di questa genia de presentata sul libro che vi è presentato su questo libro del Portumano. Este campionato Marco praticamente sull'estamento spirituale dello Spiga, un grande intellettuale sardo che ha combattuto, ha guerrato la sua vita, poi i valori si aggredirono, le parole della santità, della rage, e
e su pensamento narrato, approfondito, che sostenere sta a guardare il relatore e collaborare sul libro. Isso pensate a cosa che otterrai questa vita dei comunitari. Questa vita dei comunitari, isso ti contrasta questa organizzazione come tenai selvaggia, no? Come tenare parlante in sa presentata sul libro, che insomma sull'organizzazione che cresceva come teo cancro e s'apprusata in metastasi, insomma, no? E quindi sono la nostra di otterrai la cosa che piace la vita delle comunità, e in questa comunità dobbiamo fare otterrai questa politica, questa economia, e sono parte tempo. Io sono una cosa che potete immaginare, che contro questa globalizzazione, che contro queste multinazionali, questa nostra non poteva permettere a barracate società multinazionali di dominare l'economia del mondo e la politica, perché questo è succedendo. Posso fare che voglio fare, è grave, non solo di fare qualcosa contro questo predominio delle multinazionali, basta non comprare non è che c'è una da... No, aici volevo su Vinzas tornare non vedevi la nostra cercai con gusto di migliorare questa situazione. Sul libro è importante, mi sono agattato leggendo il libro, devo conoscere, cioè non prendi dal libro, mi sono agattato cose che voi avete scritto di in qualche maniera scritto da quest'altro, lo parlavo da quest'altro. Ma penso in suo programma elettorale che io presentavo 4 anni fa, c'è punti elementi che lavorano al suo ragionamento, alla sua filosofia sul libro, del suo autore, che le spiega l'uso dei altri. E se ne sono in gusto, ormai ha portato in avanti politiche di importo rispetto al suo territorio nostro, al regolamento del suo territorio nostro, sul centro storico, ai banchi, sulla terra. Pensai all'uso sostegno che conti di politica a vivere la campagna, adesso lo ci sono in mezzo, che ho cercato di fare politiche per il chilometro zero, medicare che appalto o la messa scolastica. Tutto questo proprio per cercare di fare a partire sul proprio nostro, questo che è l'economia nostra. E poi un'altra cosa importante, isso teneva da coro nera, cosa che è stata la questa lingua. Questa cosa torna da sempre, perché voi bisogna, come te avevo mente discorso sul libro che era pauso. Se non è esatta, posso rimoto, quando non non scelto in noi, ma mi altro quello di Sardegna, a posto, o delegare questa lingua, non regatavo se non sono nera. Questa lingua e salutiamo questo delegato. Se ne sono una le portava innanzi in questo senso cose non più importanti, ha cercato di fare cose importanti. Io ho fatto un corso letterario, ho fatto poi canzerato, ho fatto manifesto su bilingua, per ogni cosa, e ho cercato di incidere in questo gesto questa politica scolastica, non si cristiani del modo l'uso post selezione scolastica, ho usato, io ho fatto progetti importanti con questa scuola, per far conoscere la Sardegna, ho altri eventi sul contesto storico del porto, come adesso con Giulio della Lavanda, e ho fatto, penso, cose a me, che naturalmente Ballet, posso esempio, non so se regione, sono uno di te. Io ho fatto, se non parlo su bilinguismo, che è sul Pioso, ho fatto un noso, non so regione perché l'hai fatto. E dunque, posso fare come esempio, e speravo che possano voi altri, possano navigare. Tengo un del nega su uno, penso che voi, e ora sono uno su di fare qualcosa, non questa politica statale che devono allungandosi tra conseguendo questo trasferimento sul patto di stabilità, la stabilità perché non riuscite questa norma delle leggi non ti fa dispenso di noi dove te se tu sei comune e delle amministrazioni pubbliche in più non puoi assumere per tenere un limite di assunzione se la burocrazia
ma casi inetica che cosa il Ponte Russo snelle, non è vero, la burocrazia è sempre il russo soffocante, allupante, allupatore. E dunque se cosa non è la macchina comunale da scelte che questa che conti e il prezzetto di questa che è su Stato. E dunque se no, come non posso a me, non c'è disatto, lei si parla per il voto, sono buono, siamo messo commissariato, dunque è un pago cosa per fare. Dunque questo libro è importante, posso rispetto a voi come la precedente cosa che la amministrazione, chi vede questi assessori Andrea Caldeo, se non abbiamo cosa per isso le sportive che si prendono in conto di ambiente, è importante se usa per usarla in qualche maniera che uno deve riferimento a queste cose. Oggi c'è il NAI ambiente che mi adesso braccio, quel cilese, se si attende a gustare lo cifra acabava essere oggetto della legislazione militare Trident Junction, che è praticamente questa operazione romana militare per questo conflitto di 20 anni, sono di una guerra e bombas e non sanno manco di cara guerra. Declarare di guerra, insomma. Ecco, nella sebraggio, su 4 di novembre di ogni santo passato, quando festeggiavo, antefesteggiavo, sarebbe le forze armate, no? Con così di questo mancavi in questo contesto, a parte il resto delle esseri come una sopra di cristiana retorica, denunziare questa cosa, di denunciare questa cosa. Questa è una situazione di avveras, si vede su stato di sudditanza, di subordinazione che teneva sul confronto del suo stato, cioè studenti il nostro, non il nostro, 60% delle basi militari d'Italia, il 60%, e prego di fare del nostro con regioni coloniali, colonizzate militarmente, culturalmente e economicamente. S'annece romana che Deo ghetto a questa classe di gente che la nostra e questo ha rinunziato in questa richiesta ai specificità culturali nostre, lingua e storia in primis, in nome dell'italianità a mano. Questo creava e si crea si è sentito una cosa di inferiorità culturale, questo è strano. E produce questa classe politica che è subordinata altri potere. Non si sta accanto, questo non lo sempre, noioso, a tempo, a scuola, identitaria, che è la nostra storia, che è lingua nostra, e usa seguire a tempo, la classe politica che è conoscenza. Diamo un gusto da zero, poi su quello umano. Continuiamo la serata. Valentina, ti do la parola così magari ci dai qualche dettaglio in più sulla figura di Sospira. Se non ricordo male, tu hai anche dato la tesi di laurea sull'indipendentismo, quindi c'è parte anche di Sospira. Se per voi va bene, preferisco parlare senza microfono, se mi sentite. Forse no, Valentina. No, se è meglio che parli al microfono, non si sente, Valentina. Non si sente. Allora provo il microfono. Innanzitutto buonasera a tutti. Questo qui è il secondo degli appuntamenti, 2 libri per l'autunno salvarese. Il primo l'abbiamo presentato la settimana scorsa, era ospite l'indipendentista Bain Zubilio, che ci ha raccontato la sua vicenda personale. È stato per un breve periodo è stato in carcere proprio per le sue idee autonomiste e indipendentiste, e quindi appunto ci ha raccontato la sua esperienza. E abbiamo anche avuto modo di parlare un po' di autonomismo e anche di cercare di capire anche a che livello è la nostra non dico la nostra indipendenza, ma almeno la nostra stabilità a che punto è. Come diceva Marco, io ho fatto una ricerca storica sull'indipendentismo in Sardegna a partire dalla seconda guerra mondiale, e lungo tutto il percorso mi sono imbattuta anch'io nel studiare Eliseo Spiga. Eliseo Spiga è stato sicuramente uno degli intellettuali che ha, per così dire,
portato avanti il concetto di neosarlismo, o comunque è stato uno dei fautori del cosiddetto neosarlismo. Che cos'era il neosarlismo? Il neosarlismo non era altro che il sardismo, però non inteso nella maniera classica, ma inteso adattato, diciamo, ad un'altra situazione che appunto alla fine degli anni 60 e alla fine degli anni 70 si era creata in Sardegna. In quegli anni appunto si era creata una nuova classe sociale, che era appunto quella dei cosiddetti operai pastori, operai agricoltori, e quindi diciamo l'autonomismo, o meglio era diventato una sorta di, l'autonomismo era diventato qualcosa come un anticapitalismo, un antiimperialismo, quindi si andava contro la colonizzazione. Infatti in quel periodo ci si rese conto che la Sardegna era a tutti gli effetti una colonia e quindi si doveva partire da quel momento, si doveva partire a decolonizzare la Sardegna, cioè allontanare tutte quelle forme di capitalismo che erano estranee non solo alla cultura, ma soprattutto all'economia sarda, perché stiamo parlando di un'economia sarda prettamente agricola, che però in quegli anni sono stati insediati alcuni poli industriali che erano completamente, diciamo, estranei alla nostra economia e anche alla nostra cultura. Quindi si portò, in quegli anni anche appunto questo movimento. Movimento che poi Giovanni Ridio, più che chiamarlo neosardismo, preferiva chiamarlo autocoscienza nazionale, perché appunto si doveva partire da quel momento, da quelle condizioni, per avere maggiore coscienza di appartenere ad una nazione, la nazione appunto, la nazione sarda. Eliseo Spiga era appunto uno degli esponenti più importanti di questo movimento e scrisse tra l'altro un libretto, cosiddetto libretto rosso, La Sardegna rivolta contro la colonizzazione, sì, scritto nel 68, un libro molto importante, molto rivoluzionario per quegli anni. Sì, con uno pseudonimo, con Giuliano Cavizza, sì. Utilizzo uno pseudonimo, però sì, scritto e edito da Feltrinelli, pubblicato da Feltrinelli. Quel libretto venne ritirato dalla circolazione, quindi sequestrato dalla Procura della Repubblica. Quindi pensate, diciamo, l'elemento di contrapposizione che lo contraddistingueva appunto in quello scenario, in quel momento. Eliseo Spiga inoltre è uno dei padri dei circoli culturali che nacquero alla fine degli anni 60, in particolare insieme a Feltrinelli fece nascere il circolo Città Campagna a Cagliari, e Città Campagna proprio per segnare la contrapposizione tra la città e la campagna. Infatti in quel periodo cosa succedeva? Le campagne si stavano spopolando perché molte persone andavano a cercare diciamo, il lavoro e la ricchezza nelle città, e quindi per lui bisognava ripartire invece dalla campagna, cioè l'economia sarda doveva partire dalle campagne e non dall'industrializzazione che si stava attuando in quel periodo. Un'altra cosa molto importante di Eliseo Spiga è che faceva parte dell'associazione Sardegna Cultura, dal quale nacque anche la rivista Nazione Sarda. Nazione Sarda che forse è stato l'unica rivista bilingue. Cioè è stata la prima rivista bilingue, non mi ricordo, forse nei primi anni 70, fine degli anni 60, primi anni 70. Cosa si scriveva in questa rivista? Si cercava appunto di individuare tutte le caratteristiche che contraddistinguevano la nazione, e in particolare ricercarle appunto nella comunità sarda.
ma si aprì in questa rivista si aprì appunto il dibattito sulla lingua sarda all'epoca, negli anni 70, si aprì appunto il dibattito sulla lingua sarda. Pensate che adesso noi abbiamo sportelli linguistici, nel 96, abbiamo parlato la settimana scorsa, siamo riusciti ad ottenere la legge 26, quindi la promozione della cultura e della lingua sarda, ma sono tutti passi che stiamo ottenendo ora, ma siamo partiti appunto alla fine degli anni 60 e degli anni 70, grazie appunto a questo movimento, grazie appunto a questi intellettuali che hanno cominciato a seminare, e noi adesso a distanza di parecchi anni stiamo cominciando a raccogliere qualche frutto. Diciamo che la classe dirigente in particolare non ha creduto su molte idee dell'epoca, perché l'abbiamo detto la settimana scorsa, il progetto di legge sulla lingua sarda risale al 71, è bocciato dalla Regione Sardegna nel 78 e poi l'abbiamo avuta nel 96, la legge 26. Io chiudo qua e lascio la parola, non lo so, a qualcun altro. Leggendo il libro, in alcuni passaggi è evidenziato il fatto che si legge molto spesso, bisogna partire dalla cultura. Evidentemente nell'idea di Eliseo la cultura gioca un ruolo fondamentale, un ruolo strategico, considerando che la Sardegna dispone di patrimonio culturale direi enorme, immenso. C'è il dubbio che davvero bisogna partire dalla cultura, no? Magari per approfondire più questo aspetto passo la parola a Giuseppe Garau, così magari ci dice il suo. Grazie Marco. Io provo a questionare in sardese, non c'è questa dizione, questa grammatica così conforme su cui voi questa lingua sarda. Innanzitutto ringrazio se Consult che ha organizzato questa serata, che è molto importante perché si vota da questionare le cose che in effetti difficilmente si deve usare l'occasione di questione. Commentando Marco, questa cooperativa finale che io rappresento si occupa della gestione dei beni culturali e di solito dei beni culturali di fuori introdotto su fuorché per trappare e poi che vi vai presente anche qualcosa di questo merito in un contesto come questa Iglesia di Santa Anastasia che è un patrimonio dell'umanità, non è certo di Sardareso di vicino su ci vive, ma è un patrimonio di Lotus, commenti è un patrimonio di Lotus su questa cultura sarda. Per questionare di cultura devo dedicare su il nome questa serata musica dedicata a un personaggio che ha la stessa vita di differenza cultura, è Khaled El Assad, che viene su custodia di Palmira, che è stato decapitato di ISIS. Penso che sia una cosa importante, secondo me, dedicare questa serata a un personaggio 10 a un uomo di questo valore, poiché questa cultura non ha confini, questa cultura è di Lotus. Avere la cultura, questa libertà, non c'è questa cultura, non si studia, non si approfondisce l'identità, l'autenticità delle cose. Non c'è stessa libertà. Ecco, veramente mi fa piacere dedicare queste 4 cose che mi chiappano questa serata musica dedicata a una personalità come Khaled El Assad. Grazie. Continuo in queste 4 web che proprio online su questa cultura, questa esperienza nostra. Non è facile si occupare
di cultura in Sardegna. E in suo caso il nostro questa gestione. In tanti anni, ormai sono 30 anni che questa cooperativa si occupa di queste cose. Guarda che si arriva di pronunce, di questionare questa storia nostra, questa cultura, queste tradizioni, queste identità, proprio di essere autentico pure nelle cose che faremo. Preferisco contrabbandare questa autenticità come la cartolina che mancava piace del salotto milanese, ma direi di fare qualcosa con in realtà è proprio questa cultura materiale dei sardi. Questo che voi è questa identità proprio nostra. Poi secondo me che si cagliato proprio a ragionare in questi termini, a si occupare di cultura, ogni anno a lavorare pure. Ci vede un ministro che no, che di cultura non si parla, no, di cultura non si mangia, il ministro Tremonti. Io questo aspetto fisico è questa persona va indicata, non è che questa cultura si parla. Esatto, non è che l'aspetto fisico è conforme a questo modo di però io penso che si può traballare bene proprio continuando a si impegnare in questo discorso che è legato proprio a questa identità, a questa cultura materiale, le tradizioni, la sua autenticità, senza di contrabbandare cose se non tenti nulla e da fare con noi. Ripeto, io penso che come Sergio Azzecchi, se usato l'italiano europeo, però ogni regione ha questa specificità di sua. È proprio in un momento come dei nuovi, questa globalizzazione, è meno così importante proprio fare emergere, questo sono i fonti in diversità, questa diversità che arricchisce, cioè essere tutti uguali se non esiste, essere tutti uguali se chi ha pensato questo che questa gente deve essere tutti uguali se ha fatto un disastro. Cioè noi siamo nel mondo sul Mediterraneo, che prima è sempre stato un luogo, questa cultura, questa storia da un'importanza notevole. Oggi più siete sul Mediterraneo ormai è un luogo del morte, no? È veicolo di questa gente disperata, di arrepentiti, non lo libertà, non lo libertà, non lo manco mai lo appare, quindi non lo attrappare. E che io sempre questa gente tutta uguale, tutto omologata, portava al disastro, come portava la Shoah, non c'è mai la Shoah nel mondo, c'è nada di ogni tipo. Ecco che ho fatto questo esempio di Khaled el-Assad, poco sicuro. E penso che questa cultura sarda sia stata vittima, e vittima del nostro mondo, ma è vittima proprio di situazioni che si hanno portato come che era prima Paolo, che io condivido, proprio a rinnegare il nostro tutto. Cioè, ma in tutte le cose, senza cose la penso, questionare, su come fare domus. Se è fatto quello a fare su stile cose smerate, non ha fatto, o vinse sa dacia russa, da fatta in sapete sua. Preggiamo non ha fatto a dacia russa, capissettori che non ha fatto a dacia russa. Come non sbagliamo, mi pare che sia tu. Preggiamo questa cosa, che hanno in effetti sepolture su stile. Ma è finito, se dove si infatti, Forse è stato troppo facile, più che fatto. Che hanno invece non sono scioso che proprio questa semplicità, questo elemento che hanno sempre caratterizzato questa architettura proprio adesso mediterranea, qui in Sardegna, punti proprio talmente semplici, non c'era bisogno di fare grandi come si può dire, di essere impregnato del barocchismo, ecco. Sapere urbano, tutte queste cose pure, noi sono a volte famosi, pare che chissà che anche fiali concordiamo in un certo modo, fai l'effetto, ma questo sagato in ogni luogo, questa specificità delle nostre arti, e si occupare di cultura, da valorizzare, da rendere proprio anche un veicolo economico. Ogni anno a pensare in questo modo,
a pensare che noi non dobbiamo copiare, noi dobbiamo rappresentare giustamente le cause a s'epoca in cui bifeso non potevo tornare a si qua a spingere con suo cinese, no, o andare a qualche a caro. Questo si fa di nuovo su turista, questo è comprensibile, ma ti siamo coscienti di documenti di fonte cosciente esatto, pure. Però non si deve più scaresce a comprendere il suo passato, se giuda da vivere il suo futuro. Io a finire e se ringrazio. E adesso è torno di prego. Grazie. Buonasera a tutti quanti e grazie a me desse news oggi a questo topico. Voglio tornare grazie a Mera veramente a tutto questo che anche a particciato stato di oggi, mi hanno invitato a questa consulta con San Basale, San Rocco, con l'amministrazione comunale di Zadra, la cooperativa Villa Abbas. Adesso siete contenti con me che mi hanno invitato a Zadra, tengo amici sono veramente d'accordo, infatti funti io pure in nome di questo Antonio. Mi piace, ogni volta che tengo questa possibilità di girare a Zadra e ogni volta che tengo questa possibilità di entrare proprio come dire, potrà entrare in Subuzzo e mi pare che ci sia una cappia, una vicinanza con Subuzzo sempre di mamma risata che vi ha voluto se aveva promesso di onore. Dunque, grazie veramente, siamo contento con me da questi vengono voi e siamo contenti con me da e do grazie a questi interventi su questo Antinau, i amici, che non tenuto prima di me. Punti stessi sono veramente interventi su che riporto in me, tanti locali, sa politica, sa economia, sa cultura, sa società, sa lingua. Ognuno di questo stemma sa che punti e news, no, degli interventi sono veramente fu tradotto a intro del suo pensamento dell'Eliseo e il suo pensamento dell'Eliseo tornava in questo libro. Veramente un secondo di storia, di come nasce questo libro. Questo è una ristampa questo libro, una ristampa che si può assicurare dopo Curadeus a ristampa, si può assicurare che non ha cambiato uno fuetto di questa prima edizione. Infatti adesso tornavo con un nuovo classe, ho fatto un nuovo di editing, di grafica, adesso ho cambiato su titolo di accordo con Eliseo, perché sul primo titolo originale fa veramente narrato adesso dice un marco sul titolo originale, c'ho lì a poter sul titolo originale che non sul libro.